Eccoci qua, cari telespettatori, un bel capitolo questo odierno perché parliamo di turismo, un settore importantissimo, molto vivace per la nostra regione, per il nostro paese in particolare, ma il Veneto primeggia con dei numeri estremamente importanti e interessanti. È un po' di tempo che non ne parliamo e abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Marco Michielli, grazie di essere qui con noi, vicepresidente nazionale Confturismo Federalberghi e presidente regionale Confturismo Federalberghi Veneto. Allora, un bel po' di cariche, così ha un bel po' di competenze e lei dice anche di rogne di gatte da pelare. Esatto, bravo. Correlate. Allora, prima di parlare delle problematiche che ci sono e riguardano in modo particolare la nostra montagna gravemente colpita, e lì affronteremo giustamente perché, per non dimenticare anche, perché ci sono situazioni di cui si parla tanto, poi sembra quasi che vadano in dimenticatoio e non è corretto farlo per chi ci deve vivere costantemente, dovrà vivere anche dal punto di vista economico a contatto con questa realtà. Voglio fare un po' un bilancio con lei di questo anno che si è chiuso, adesso abbiamo una nuova stagione e tutto. Com'è andata? Allora, come correttamente diceva lei, il Veneto è una potenza turistica. Se fosse una nazione indipendente sarebbe una potenza turistica. Il turismo è il primo settore economico del Veneto, con un stimato un PIL di 17 miliardi di euro. Ora, necessariamente noi non siamo una regione che è tutto mare o tutto montagna, per cui mi vedo piacevolissimamente costretto a dividere per settori. Allora cominciamo da est e partiamo dalle spiagge. Le spiagge quest'anno non sono andate male, sono andate quasi in linea con l'anno scorso, che però ricordo è stata una stagione eccezionale. Credo che alla fine i conti finali si attesteranno su un meno 3%, parlo per gli alberghi, un meno 3%, molto bene i villaggi turistici invece, che stanno godendo di un grande, neanche rilancio perché hanno sempre lavorato molto bene, ma stanno godendo un gran periodo, ecco, diciamo. Qualche criticità in più nel settore degli appartamenti, ma comunque tutto sommato le spiagge quest'anno se la sono cavata, per dire. Ma c'era qualche dubbio al riguardo? Sì, comunque, perché? Sì, perché si è riaffacciato sul mercato tutta una concorrenza straniera alla quale siamo ovviamente direttamente sensibili, perché acqua, mare e sole è un prodotto fungibile ovunque al mondo. Quando quest'anno si è rifacciato sul mercato prepotentemente, vorrei dire, la Turchia, che tra l'altro ricordo ha storicamente prezzi più bassi dei nostri per ovvi motivi di costi loro interni, e quest'anno oltretutto ha subito la lira turca una svalutazione fra il 40 e il 50%, quindi capisce che quest'estate in Turchia si andava veramente con un tozzo di pane. E le grandi agenzie tedesche, perché bisogna sapere che il tedesco, nonostante ci siano tutti gli strumenti web, le cose eccetera, è ancora fortemente fidelizzato alle sue agenzie, perché si fida delle sue agenzie. Siccome va in giro per il mondo, vuole avere la garanzia che c'è un'agenzia tedesca che gli garantisce appunto la qualità della sua vacanza. E quindi le grandi agenzie tedesche si sono ovviamente buttate a pesce e hanno distratto. Stiamo parlando. Nonostante il turista tedesco sia fidelizzato, cioè si fidelizzi e abbia difficoltà a cambiare una volta che si trova bene. Il cliente singolo, cioè quello che prenota direttamente, viene, conosce la tua struttura, poi fidelizza come anche più dell'italiano. Ma il tedesco che va dalla sua agenzia, non faccio nomi, se vuole li faccio, insomma la TUI, la Neckermann, queste grandi agenzie che movimentano qualcosa come 20-25 milioni di turisti tedeschi. Chiaramente, allora cosa succede? L'agenzia tedesca viene da un albergatore come me e mi dice: ti chiedo il 25% sul prezzo della camera per portarti i clienti. Allora io non ci lavoro personalmente, ma comunque ci ho anche lavorato, ecco, il 25% lei capisce che è una bella fettina. Vanno in Turchia, questi sono dati veri, perché io quando giro il mondo il minimo di spionaggio con i colleghi lo faccio. Certo. Ecco, il mio collega turco mi ha detto che loro danno il 40%. Allora qual è l'interesse di queste grandi agenzie? Portare i clienti dove gli danno il 40%, non il 25-15%. E conseguentemente già quest'anno c'è stata una bella deriva verso la Turchia e un rinizio importante nei confronti dell'Egitto. Mi pare 280 voli da Malpensa per l'Egitto, dalla sola Malpensa, quindi ha ripreso piede. Hanno ripreso piede. Con prezzi naturalmente. E con prezzi che non signori, c'è competizione. Non possiamo fare competizione. Lei consideri che un cameriere egiziano ha un costo di $22 al mese. Da noi $22 l'ora.
E come facciamo a competere con questi paesi? È semplicemente impossibile. Quest'anno, ahimè, partono prima, nel senso che ormai sono partiti, quindi già tutte le prenotazioni invernali. Stiamo monitorando con attenzione la situazione, per il momento sembra non essere malissimo, ma vediamo come andrà. Prevedo una stagione, se tutto va bene, perché il calendario ci favorisce, a me già essere in linea con l'anno scorso o perdere un ulteriore 2-3% rispetto all'anno record, ci farei la firma, sì, d'altra parte eravamo senza concorrenza fino a 3 anni fa. E c'era chi diceva che sarebbe potuto andare anche meglio. E non posso ovviamente unirmi al coro di quelli che sperano che scoppino le bombe in giro per il mondo, no, per perché carità, questa è una oltre cosa... a essere di cattivo gusto è miope a lungo andare, perché qualunque cosa che sia male per il turismo in generale, ovunque al mondo succeda, è male per il turismo anche a casa Ecco, mia. ma la grande affluenza che c'è stata per esempio in Croazia, mi hanno detto una cosa fuori dalle logiche di prenotazioni e ricerca, c'è chi non ha neanche trovato posto, pieno, tutte le località strapiene, tedeschi tantissimi, anche tantissimi italiani, e i prezzi più o meno non è che sono così bassi poi in Croazia. Perché cosa è dovuta? Quindi avete mai provato a fare anche un benchmark, un confronto, capire il turista italiano che prima andava in queste nostre spiagge e adesso, o anche nel sud Italia, adesso si porta in quelle? Che cosa... Allora, quello che posso dirle io è che la Croazia mi becca un po' in castagna, perché io di solito a fine stagione faccio il check di come sono andate nelle varie nazioni. Adesso lo verificherò e glielo saprò dire, però io sentivo dire quest'estate Croazia, nei termini in cui me l'ha descritta lei, cioè strapiena, non si riesce neanche a entrare in un ristorante, eccetera, e dall'altra parte amici miei che ci vanno tradizionalmente a 40 anni, sostanzialmente la gente che ha la barca e che l'ha a 40 anni, mi diceva, nei ristoranti non occorreva neanche prenotare le cose, eccetera. Quindi sono duplici. Sa le sensazioni nostre, mi ci metto io per primo, cioè lei va a Rovigno, per dire, che è la Portofino, diciamo, della Croazia, che ha pochissimi posti letto, Rovigno la riempi con ben poco, e bisogna vedere se dopo tutto il resto dell'Istria è strapieno. A Rovigno lei farà la coda al ristorante, anche a dicembre fa la coda al ristorante, voglio dire, però non è Pola, non è tutte le altre località della costa, non è Abbazia, non è Croazia, è lunga, Assolutamente sì. riempirla tutta non è facile, anche perché hanno costruito anche loro in modo un po' dissennato, ma noi siamo i primi a dover tacere per come abbiamo conciato le nostre coste, hanno costruito in modo un po' dissennato, quindi l'offerta croata effettivamente è molto grande. Restando un po', se hai dati, però questo non lo so, mi viene in mente a livello nazionale, che le altre regioni come sono andate rispetto al Veneto? Le altre regioni sono andate anche loro, sono andate sgonfiando i dati dell'anno precedente, cioè ci sono regioni che avevano fatto numeri fantasmagorici. Occorre fare una precisazione. Una regione come il Veneto, che è il top di gamma per quel che riguarda il turismo, quando da un anno all'altro fa più 2%, ha fatto un numero straordinario, perché più che completamente pieni non si può essere, ovviamente. Ci sono regioni, la Puglia ha fatto più 20% per 2 o 3 anni di fila, tutti quanti gridavano miracolo, sì, sicuramente era un miracolo. Adesso però quest'anno non è andata così per noi bene. È impossibile fare più 20%. Ecco, semplicemente è impossibile. Però quest'anno la Puglia non sembra essere La Puglia andata. ha fatto una poderosa retromarcia, mi spiace per i colleghi pugliesi. Beh, però in qualche modo non ci hanno messo impegno, dai, in base... Secondo me è la mancata diffusa cultura turistica. Mentre qui nel Veneto, nel bene o nel male, siamo una popolazione di commissari tecnici di calcio, ma qualcosina di turismo ci mastichiamo, perché comunque ognuno di noi ha collegamenti con questo mondo, visto che in Puglia trovi una profonda impreparazione da parte, in Puglia e nel resto d'Italia trovi una profonda impreparazione da parte della politica. I miei colleghi pugliesi, il mio collega da Puglia è un'eccellenza, voglio dire, come preparazione tecnica, si trova ad avere a che fare con amministratori non all'altezza, mentre io, grazie a Dio, mi trovo ad avere a che fare con amministratori all'altezza del compito. Quindi le città che non sono pronte, sì, le città e i comuni che poi sono grandissimi non sono preparati per rispondere alle esigenze del turista, alle aspettative. L'abbiamo già detto un'altra volta che ero ospite qui, ma lo ripeto molto volentieri. Il tema è tu puoi avere il più bel albergo del mondo,
gestito nel modo migliore del mondo. Se non sei in una località che abbia una PIL, lei non va in vacanza all'albergo X a Barcellona, lei va in vacanza a Barcellona. Assolutamente. Lei va in vacanza in Spagna, poi sceglie la Catalogna piuttosto che la Costa del Sol, poi sceglie la località e quando ha già la valigia pronta fa ah cavolo mi sono dimenticato l'albergo, perché è l'ultima scelta l'albergo. Tu puoi avere, ripeto, il più bello albergo del mondo, se sei in un territorio nel quale i lampioni non si accendono, ce n'è uno rotto, il marciapiede è dissestato, cioè, capisci? Quindi la PIL di una località turistica non la fa purtroppo, magari la facessimo noi, imprenditori, la fa la pubblica amministrazione che dà un allure, un'immagine, una cosa alla località. Rimaniamo alla Croazia. Io in Croazia ho cominciato a ribazzicare che ancora fischiavano pallottole per aria. Quando Rovigno è ripartita, perché loro sono stati tagliati fuori ovviamente dal mondo del turismo durante tutta la guerra, quando sono ripartiti la prima cosa che hanno fatto sulla strada di Rovigno è stata quella di piantare gli oleandri per 15 km, per cui tu 2 anni dopo arrivavi e trovavi questa pista bellissima di oleandri, questa strada che ti diceva benvenuto, sei arrivato in un posto di vacanza, l'allegria dei fiori, queste cose qua, prima ancora di sistemare le docce degli alberghi, di sistemare le cose. Sì, infatti andava per la località, per il mare, per quello che poteva offrire, dopo lamentava che magari devono ancora adeguarsi. Adesso le strutture sono state un po', anzi riprese quasi tutte, assolutamente. Guarda, la Croazia a me non fa paura, perché qualunque paese condannato a entrare in Europa sarà, scusi, ho sbagliato, qualunque paese che entra in Europa sarà condannato ad avere costi europei. Per cui certo, la Croazia adesso dovrà fare la sua ma già bella sono corsa. Adeguati abbondantemente, per esatto, cui insomma non è quella. Restando nel nostro territorio, andando un po' per aree, già abbiamo detto il mare e va bene. Montagna, città d'arte, sì, e lago e terme. Allora, le terme stanno faticosamente recuperando. Faticosamente? Sì, faticosamente recuperando, non solo le terme euganee, è il settore termale allargato, e lei consideri che Abano è un resistente rispetto, grazie proprio ai fanghi, grazie proprio alla specializzazione che ha Abano, riesce a resistere, mentre ci sono illustrissime altre località che sono a carte 48. Assolutamente. Non vorrei fare nomi, ma intuite tutti il nome. Ecco, le altre 2 o 3 località che andavano per la maggiore sono morte. Quindi un plauso a Abano che sta resistendo, un plauso a Abano che si sta profondamente rinnovando, un plauso a Abano che incomincia ad avere dei numeri positivi, dei numeri in crescita rispetto al momento della grande crisi economica che ovviamente si è riverberata fortissimamente su una località che era ultimamente molto impostata sugli italiani. Io che ho un albergo al mare sono passato nel giro di 2 anni da 10.500 circa presenze di italiani a 1.400. Mamma mia, spaventoso. Ecco, lei si immagini Abano, che era ormai italianocentrica, che razza di bastonata ha preso. E questo tra il 2009 e il 2011. Questi sono stati 2 anni terribili e dico sinceramente a me personalmente pensarci mi fa anche male al cuore, perché avevo clienti che tornavano da 20 a 30 a 40 amici che improvvisamente hanno cominciato a non venire più. Allora comincio a pensare, quello aveva l'aziendina, quell'altro aveva cosa, sarà ancora in piedi, sarà fallito, sarà questo, sarà questo. Sono stati anni orribili. Abano ha sofferto di questa cosa perché chiaramente aveva molta clientela italiana e adesso, differenziandosi anche nell'offerta e via, insomma, Abano ragazzi ha alberghi di primissima qualità e albergatori anche molto validi, per cui hanno passato questo tormento e spero che ne escano fuori brillantemente. Passiamo al lago, il lago che è stato il recordman italiano di +8, +7, +8, per 10 anni, quest'anno ha tirato un po' i remi in barca, sì, avrà dei numeri in calo anche sensibile, però appunto teniamo presente che veniva da un trend a +8 l'anno, certamente più di così. Perfino i cinesi stanno rifiatando, voglio dire. Anche il lago tenga presente che un po' di concorrenza mediterranea lo soffre anche lui, quindi come le spiagge nostre un po' anche loro. La montagna è andata bene, non è andata male. La montagna è andata bene perché i nostri sono stati bravi, perché
con i finanziamenti anche, devo dire, arrivati dalla Regione. Molti lavori sono stati fatti, molte ristrutturazioni sono state fatte, molti adeguamenti, per cui ci stiamo livellando a livello della migliore offerta mondiale, europea. Poi insomma, per la montagna parliamo di europeo, e consideriamo che col 2021 i mondiali a Cortina, con il 2026, con le auspicate, facciamo corna, debiti, scongiuri, gesti apotropaici, se riusciamo a portare a casa anche le Olimpiadi 2026, questo sarà il grande lancio di tutta la nostra montagna. Allora torniamo sulla montagna, perché è anche un aspetto interessante, appunto partendo dalle Olimpiadi, perché poi c'è tanto che tanti ne parlano, sarà positivo o negativo, potrebbe essere veramente a volte succede un po' di tutto. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.